Mascherine d'ordinanza, guanti e distanza di sicurezza. Il richiamo è stato un tantam via social e via telefono, gli unici mezzi di comunicazione ufficiali in tempo di coronavirus. La risposta c'è stata, puntuale e ordinata contro la prolungata chiusura dei negozi. Difficile contenere la rabbia. Con gli aiuti che ci vengono dati dallo Stato siamo tutti nella cacca. C'è poco da dire, scusate il francesismo, ma è questa la verità. Dobbiamo prorogare e possibilmente almeno i primi 6 mesi dell'esercizio devono essere annullati. Il flash mob in piazza è andato in scena alle 19 di ieri sera. Insomma, alla fine la protesta è scattata anche fra i commercianti di Belluno. Lo slogan che hanno scelto è "Dove sei stato?", un gioco di parole che sintetizza chiaramente qual è la difficoltà della situazione. Sono tutti qui a distanza di sicurezza, uno però a fianco all'altro, si stanno sostenendo, la situazione per loro è divenuta insostenibile. Come i supermercati lavorano e sono riusciti a mettere in sicurezza e riescono a vendere e fare il loro lavoro, non vedo perché noi non lo possiamo fare, non siamo assolutamente diversi da loro. L'esasperazione esce a ruota libera non solo attraverso le mascherine, ma dagli occhi che parlano più delle parole. Belluno è una piazza difficile che si era risollevata dopo anni di difficoltà e le conseguenze della tempesta Vaia grazie al Natale delle Dolomiti. Non c'è stato neppure il tempo per gioire del successo. Deve essere proprio scolpito su pietra sta cosa. Noi commercianti, parlo di me ma penso per tutti, siamo i primi ad aver dimostrato di essere vicini alla cittadinanza nel chiudere i negozi anticipatamente al decreto. Dove sei stato? Lo slogan che ciascun negoziante ha fatto proprio. Segno molto eloquente della vostra preoccupazione. Sì, questo dice un po' tutto, siamo riusciti a riassumere tutto qui perché in realtà la responsabilità più grande, secondo me, a me, ma penso anche ai miei colleghi, riguarda lo Stato stesso che ci ha abbandonato a noi stessi. La nostra categoria è una grande parte del paese e in questo momento non è tutelata, non è aiutata.